vittoria con rimonta per il Don Carlo Misilmeri, 1-2 il risultato in casa del Castellammare, che non aveva mai perso all'interno di queste mura in campionato. Sono qui con il tecnico Tommaso Napoli, lo salutiamo. Buonasera a te. E chiediamo subito qualcosa al tecnico, ovvero un primo tempo non esaltante, No. nel secondo 2 gol, rimonta, bel gioco. Cosa ha detto nello spogliatoio? Ma anche innanzitutto faccio i complimenti al Castellammare perché il primo tempo non ci ha fatto giocare e ci ha messo anche in grosse difficoltà. Teneva il pallino del gioco e poi è stato anche un po' fortunato sull'occasione del gol perché era una palla che era stata messa in mezzo, invece è andata dentro all'incrocio dei pali, per cui ci sta anche. Dice cosa ho detto fra il primo e il secondo tempo. Con molta tranquillità e serenità ho detto ai ragazzi che non avevamo giocato e se dovevamo perdere con grande dignità, nel senso di rientrare nuovamente in campo e lottare su ogni pallone, perché non avevo visto la mia Don Carlo Misilmeri, che nelle ultime settimane è sempre stata determinata, compatta, aggressiva. Può essere anche dovuto alla preparazione del tecnico del Castellammare. Ha cercato magari di non, come ho detto prima, di non farci giocare, sono stati più aggressivi di noi, però poi il secondo tempo, come ho detto prima, in spogliatoio ho detto voglio una squadra che se dobbiamo perdere, ma dobbiamo perdere, che dobbiamo giocare a calcio come piace a me e come ho sempre trasmesso alle squadre in cui alleno. E sono venuti fuori, ci ha agevolato anche un'espulsione perché rimanere in 10 contro 11 diventa tutto più difficile, però siamo stati determinati e determinanti nel volere questa vittoria. Pensa che potevamo anche fare il 3-1 e abbiamo invece rischiato in qualche occasione finale magari di prendere il 2-2. Adesso parliamo un po' del singolo, in particolare Roy Rodungia rispetto alla scorsa partita leggermente meglio, soprattutto più nel gioco di squadra, nelle sponde, nel battagliarsi sulle seconde palle. Come l'ha visto l'attaccante? No, Roy è un giocatore che sicuramente ci darà una grossa mano, era qui ed è qui con noi da un paio di settimane. Piano piano lo stiamo inserendo sia dal punto di vista tecnico-tattico sia dal punto di vista fisico e sta rispondendo abbastanza bene. È un giocatore abbastanza esperto che ci darà una grossa mano, ma non mi è dispiaciuto nemmeno, se parliamo dei singoli, quando è subentrato Silvio Tripoli, dove anche se non era partito dall'inizio si è fatto trovare pronto, ed è questo quello che voglio io dai miei giocatori e dalla mia squadra, che tutti quanti siamo titolari, entra prima o entri dopo, devono essere sempre vogliosi e determinati a dare sempre il loro contributo per far crescere questa squadra. Adesso sicuramente lei si godrà la serata, però da domani probabilmente, o meglio da martedì, si ricomincerà a lavorare perché San Vito prima e la sfida successiva contro San Giorgio Piana comunque è una settimana molto complessa. Le chiedo come la imposterà per queste due partite così importanti ravvicinate. Ma come la imposterà? Come ho sempre fatto partita per partita, non vado troppo lungo, se no rischio di cascare col muso per terra. Per cui già penso, come ho detto nella fine partita, dopo aver fatto gli elogi e i complimenti alla squadra, è quella di riposare, perché fra 3 giorni abbiamo un'altra sfida importante che si chiama San Vito, per cui guardiamo già al primo incontro di inizio settimana e poi dopodiché penseremo dopo al piano degli albanesi, che sicuramente sarà un'altra battaglia fuori casa e una squadra da affrontare sempre con le pinze. In questa giornata sia San Giorgio Piana che l'Athletic Club Palermo non sono andati oltre il pareggio. La sua squadra invece ha vinto. Cosa ne pensa di questa classifica? Vivo la giornata. Vivo la giornata e dico sempre ai miei giocatori che prima di tutto dobbiamo fare risultato noi, poi possiamo tendere l'orecchio a capire che cosa è successo in altri campi. Oggi noi addirittura abbiamo iniziato l'incontro alle 3:30, non alle 3, per cui non so se qualche mio giocatore avrà visto un primo risultato di almeno
una mezz'ora di partita o un primo tempo, ma dico sempre di lasciare i telefonini negli zaini, di vincere la nostra partita se ci riusciamo e poi alla fine, come ho detto prima, proviamo a capire da altri campi che cosa sia successo. Mi fa piacere, ma mi fa piacere principalmente per la squadra, mi fa piacere per la società che fa i suoi sacrifici, non ci fa mai mancare niente, mi fa piacere per la tifoseria che, malgrado fanno chilometri, sono sempre con noi, mi fa piacere per tutto, però dobbiamo archiviare, sgombrare la mente da quello che possa essere la prima posizione in condominio con altre squadre e pensare che già mercoledì abbiamo un altro incontro che si chiama San Vito in Coppa Italia e abbiamo un doppio confronto e dobbiamo cercare di fare bene nell'arco dei 180 minuti più recupero.